tutti, attenti. Alza bandiera. Tutti attenti. Onori ai caduti. Entriamo, grazie. Tutti attenti. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d'Italia a te eleviamo, reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza. Tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia e nel mondo suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia.
E cosa? Gentili ospiti, grazie innanzitutto di essere presenti anche quest'anno per questa significativa celebrazione che voi sapete quanto ci tengo a farla, e in primis appunto devo ringraziare se questo, oltre che al nostro buon Dio che datela anche la buona giornata ci ha permesso di non segregarci in casa, e ringrazio il signor comandante della nostra compagnia di San Donà, il capitano Brasi, e il mio comandante della stazione, il luogotenente Tagliari, perché questo è successo, perché se ci hanno creduto sanno cosa intendevo fare e sanno perché cosa lo facciamo. Allo stesso momento ringrazio tutti i carabinieri, oltre a tutti gli ospiti, ma in particolar modo a quel gruppo dei corazzieri in congedo che sono vicini e che mi rappresentano l'Italia, come abbiamo sempre detto, oltre a voi, perché anche loro sono carabinieri. Pertanto grazie, perché vengono anche da lontano, per fortuna anche qui in Trentino e tutte le altre associazioni. Il nostro assessore di rappresentanza dell'amministrazione comunale. Ecco, io sarò brevissimo, appunto io ho già terminato ringraziandovi, perché date anche le circostanze, avete visto che avevo cercato di fare le cose come vanno fatte, non alla carlona. Ecco, e questo ci teneva il capitano e ci tenevo anch'io, e vi ringrazio per aver rispettato questo. Io ho terminato, vi ringrazio, speriamo che un altro anno le cose vadano meglio, di poter appunto onorare. Ecco, vi porto anche i saluti del papà Lanzan, che indubbiamente si scusa, dice Franco, non ce la faccia venire su, ho anch'io l'età, però sappi che ti sono sempre vicino, ringraziami tutti gli ospiti e ci vedremo il prossimo anno. Ecco, e credo che questo sia a rappresentanza di tutti i genitori, voi sapete perché appunto facciamo il banzai, e nomino lui. Indubbiamente lascio la parola al signor comandante dei carabinieri e poi due parole anche al mio rappresentante, e poi abbiamo un attimino terminato. Anche qui faremo le cose un attimo con intelligenza, come siamo noi. Un bicchiere, prendete le cose come l'ha fatto i miei collaboratori, c'è qualcosa, dopo vedete. Comunque non occorre che vi richiami all'ordine di come noi militari siamo fatti, va bene? Questo, e dopo buona giornata a voi e alla prossima. Grazie di tutto, signor comandante. Come ha detto il commendator Vidotto, che ringrazio per l'invito e sempre la puntualità, la precisione nello svolgimento della manifestazione. Saluto le autorità locali presenti, i militari di congedo. È un anno un po' particolare, come ha ricordato il commendator Vidotto, purtroppo stiamo attraversando una situazione pandemica. Anche noi dobbiamo, nel rispetto sia dei nostri caduti, memoriamo oggi sia i militari caduti a Nasiriyah, sia tutti i militari caduti nelle missioni internazionali di pace. È ovvio portare rispetto anche a chi purtroppo quotidianamente centinaia di persone muoiono per questo maledetto virus. È giusto ricordare tutti i caduti, noi qui ricordiamo ovviamente quelli militari, e nel rispetto proprio dei militari rispettiamo anche le vittime che quotidianamente purtroppo si registrano in Italia. È ovvio che il motivo per il quale siamo qui è collegato alle missioni internazionali, a uomini, genitori, figli, che purtroppo hanno perso la vita in un attacco ignobile, in realtà in più attacchi, perché sono stati due quelli di Nasiriyah. La speranza è che ancora di più qui vengono ricordati in maniera più che opportuna, che l'anno prossimo ci sia veramente la possibilità di ricordarli come è stato fatto l'anno scorso, dare quella continuità attraverso la memoria e il ricordo alla generosità che questi militari, e non solo militari, anche civili sono stati coinvolti, hanno espresso nelle missioni all'estero. Ringraziando nuovamente per l'opportunità di essere qui oggi. È giusto guardare al futuro, quindi con animo sereno. Oggi effettivamente anche il tempo ci assiste, speriamo veramente di poterci ritrovare l'anno prossimo, magari senza mascherine, senza distanziamento, e riacquisire quella socialità che ci permetterà anche di guardare al futuro con animo lieto, ripeto, ricordando sempre ciò che in passato è accaduto. Grazie. Grazie signor comandante, grazie capitano. Assessore. L'assessore Perazzolo.
Buongiorno a tutti, autorità civili e militari, naturalmente il comandante della sezione di San Donà e quello di Jesolo il conosco italiano. Io direi poche parole, però vorrei soffermarmi su una questione. Oggi siamo qui giustamente perché ci sono i caduti di Nassiriya, caduti che hanno, come diceva il comandante, sacrificato la propria vita, attaccati a una divisa con un sogno. Oggi siamo qui naturalmente perché abbiamo perso anche persone civili oltre che militari, però vorrei che non fosse niente mai per scontato, nel senso che i nostri figli, i nostri giovani, quello che oggi abbiamo in questa situazione, si rendessero conto che se sono qui oggi e che possono respirare un po' di libertà e di pace, naturalmente è anche segno di quelle vittime e quei sacrifici sono stati fatti negli anni passati, sperando che in futuro si possa tornare, diciamo, alla normalità. Naturalmente porto i saluti del sindaco Valerio Zoggia, del vice sindaco Rugolotto, che oggi è impegnato a Musile per quel ricordo dei 4 ragazzi che sono deceduti sulle strade, e naturalmente dall'amministrazione in generale, dalla giunta e da tutti i consiglieri. Vorrei innanzitutto, un'ultima cosa, ringraziare il cavalier Franco Vidotto. Come dicevo prima, sono anche emozionato perché ritengo che è una cerimonia piccola, però non si guarda il grande o il piccolo, si guarda il pensiero alle vittime, ai caduti e a quello che tu dai alla città di Jesolo, a quello che tu fai, e hai un forte legame e un forte senso di appartenenza a quello che è l'istituzione. E dunque io vorrei un applauso per Franco perché veramente ci mette il cuore su quello che fa. Naturalmente auguro a tutti una buona domenica e grazie all'Associazione dei Carabinieri che è sempre disponibile anche per darci una mano nella nostra località, e anche un ringraziamento al nuovo presidente nazionale della sezione di Jesolo, Giancarlo Marangon, che è qui, e a tutti quelli che prima di lui hanno preceduto la presidenza, naturalmente per l'ottimo lavoro, e ancora grazie di cuore e buona domenica a tutti. Grazie Assessore. Ecco, io appunto non mi allungo dicendo che appunto la preghiera era stata fatta principalmente per i nostri caduti, però voleva dire anche quei caduti, come hanno ricordato il signor comandante e l'assessore, appunto per i caduti sia civili che militari che abbiamo avuto e che purtroppo abbiamo tutti in questi giorni. Io ho terminato, abbiamo terminato questa cerimonia, vi ringrazio ancora della vostra partecipazione e dell'affetto e dell'amicizia e rispetto che portate a questo, non in quanto a me, ma che ci rispettiamo già da persone, e buona giornata. Grazie. Grazie a te. Grazie.